Roberto Rasera, dottore forestale. Allora, anche il Bosco del Fagarè e le sue querce sono alle prese col problema del ricambio generazionale. Sì, come tutti i querceti a livello veneto, ma non solo, c'è il grosso problema che la quercia fa fatica a rinnovarsi. Cosa significa? Significa che mancano le piante giovani che andranno nel tempo a sostituire questi grandi esemplari che sono anche attorno a noi, che però prima o poi sono destinati a morire, perché quello è il destino di tutti gli esseri viventi. Quindi la nostra preoccupazione in questo progetto, tra l'altro, è proprio quello di verificare attraverso diverse attività selvicolturali e prove sperimentali la possibilità di favorire questa rinnovazione, di aiutare le querce a disseminare, ovvero a far sì che i semi che cascano a terra poi diventino giovani piante che andranno a sostituire il bosco, o eventualmente facendo delle piantagioni cosiddette artificiali, ovvero delle piantine già un po' sviluppate vengono messe a dimora e aiutate anche queste a crescere. Questo è uno degli obiettivi del progetto di cui abbiamo parlato oggi, del progetto QuerCon. Grazie.